Mestre, nel fine settimana 2 aggressioni in 2 giorni allo stesso ristoratore di Via Piave. I cittadini tornano a chiedere un presidio fisso delle forze dell'ordine. 65 DASPO, 25 denunce per spaccio, 59 patenti ritirate, il bilancio dell'attività di controllo messa in campo dalla polizia locale di Jesolo contro la movida selvaggia. Le navi da crociera torneranno ad approdare alla Marittima Venezia, ha annunciato il bando per lo scavo di Canale Vittorio Emanuele III, una decisione destinata a rinfocolare le polemiche. Sciopero dei trasporti a Venezia, fermo il 70% del personale di Vaporetti e Ferribote, alla guida di bus e tram, chiesto un aumento di stipendio di 300 euro e la riduzione dell'orario di lavoro. A Venezia parte la mobilitazione dei residenti contro la chiusura di campo Santa Maria Formose a Castello, sabato una manifestazione con appello al comune. La provetta per i test di prevenzione dei tumori tramite la ricerca del sangue occulto arriverà per posta in alcuni comuni del Veneto orientale, al via un progetto pilota dell'ULSS 4. Dalla cura della salute al rispetto dell'ambiente e alla lotta al bullismo, ecco le buone abitudini quotidiane promosse dal Comune e azienda sanitaria nel nuovo anno scolastico. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano i migranti, quindi il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera. Dunque migranti, avete ancora fiducia nella Meloni? Se volete rispondere di sì, quindi avete fiducia, lo vedete in verde 0422 1626 691. Se invece non siete d'accordo, quindi non volete dare la fiducia alla Meloni, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio, come di consueto nel corso della nostra trasmissione di questa sera in prima serata Ring. Ed ora la cronaca, l'avete sentito dai titoli, 2 aggressioni, una al giorno allo stesso ristoratore, è accaduto nel weekend a Mestre lungo Via Piave e serve un presidio fisso, la proposta. Doppia violenta aggressione, una al giorno e ai danni dello stesso ristoratore, nelle cui colluttazioni a finire in ospedale con mezzo viso tumefatto per le cure del caso questo secondo ristoratore di origine cinese intervenuto in soccorso del primo. È accaduto nel weekend appena trascorso a Mestre in Via Piave, quando, prima sabato e poi domenica, sempre nel pomeriggio, Ernesto Rosapepe è stato barbaramente aggredito e preso a pugni e sberle in faccia nel suo locale nel corso di una rapina impropria e di molestie alle clienti sedute al bar. 2 distinti episodi con protagonisti, 2 differenti extracomunitari di origine africana, poi fuggiti, uno dei quali è stato però fotografato dai passanti. Eccolo. Il racconto di quei momenti di follia narrati in prima persona dall'aggredito mentre ripercorre gli istanti della rapina. E prende la cassetta del Covid-19 che raccogliamo questi spiccioli che vanno per i bambini poveri o non so per chi. Comunque lui la prende, io mi alzo subito, ero seduto proprio davanti a lui, mi alzo e lo blocco. E gli cade la cassetta per terra, mi tira uno schiaffo e scappa. Sabato l'aggressione più violenta. Lui entra, va direttamente da questa ragazza turista che stava mangiando, più o meno 20 anni, e la tocca alle spalle e gli dice dammi dei soldi. A quel punto intervengo subito. Intervenendo lo spintono un po' per allontanarlo dalla ragazza, lui mi dà il primo pugno in faccia e dico va bene, siccome non mi ha fatto male dico guarda va bene ti ho toccato però adesso vai fuori. E siamo là. Lui fa finta di andare fuori, si rigira di scatto e me ne dà un altro. Testimone di una delle aggressioni del weekend anche Giampaolo Conte, amministratore della pagina Facebook Eroe del quartiere Piave, in cui denuncia costantemente gli episodi criminali dell'area in cui vive. La sua proposta sulla sicurezza. Qui in Via Piave, polizia, carabinieri, soprattutto anche i carabinieri circolano continuamente, la polizia locale, la guardia di finanza. Ma non basta. Probabilmente non basta, qui ci vorrà forse un presidio fisso. 65 DASPO in 6 mesi, spaccio e ritiro a Jesolo è il bilancio dell'attività di controllo messa in campo dalla polizia locale della località balneare.
65 DASPO, 59 patenti ritirate e oltre mezzo chilo di droga sequestrata. Sono alcuni dei risultati dell'azione di controllo messa in campo dalla Polizia Locale di Jesolo nella prima parte dell'anno, tra gennaio e metà settembre. Nel corso dei controlli stradali invece sono state ritirate 59 patenti per guida in stato di ebbrezza, mentre sul fronte della lotta allo spaccio la polizia ha sequestrato 170 grammi di droga in 59 interventi. Da questi 23 segnalazioni alla prefettura per detenzione e 25 denunce a stranieri per spaccio. Per quanto riguarda invece il contrasto dell'abuso di alcol, gli agenti hanno redatto 83 verbali. Questi numeri, ha commentato il sindaco De Zotti, testimoniano l'intenso lavoro sui temi della sicurezza urbana, in particolare nelle aree di Piazza Mazzini e Piazza Aurora, sicurezza stradale, lotta allo spaccio e abuso di alcol. Ringrazio i nostri agenti, ma senza la collaborazione, l'impegno e la vicinanza che abbiamo trovato nel prefetto di Bari, ha concluso, questi risultati non sarebbero arrivati. Questa mattina il commissario straordinario del comune di Portogruaro, Olita, si è recato all'obitorio dell'ospedale per rendere omaggio alla salma del piccolo Bilal Curtesi, il bimbo di 18 mesi ucciso con tutta probabilità da un'auto in retromarcia. L'amministrazione esprime la sua vicinanza a nome della comunità e fa sapere che attraverso i servizi sociali sono disponibili a dare un contributo per aiutare i bambini del nucleo familiare. Nel 2027 le navi da crociera torneranno ad approdare alla Marittima Venezia. L'autorità portuale ha annunciato il bando per lo scavo del canale Vittorio Emanuele III, una decisione che potrebbe rinfocolare le polemiche. La prima nave che tornerà alla Marittima, questo ve lo terrete per i prossimi anni per vedere se era vero, comunque sarà verosimilmente prevista per la stagione 2027. Attraverso il canale Vittorio Emanuele, quindi primavera 2027. Nel pacchetto di novità presentate dall'autorità portuale di Venezia c'è un nuovo sito in laguna per i sedimenti che arrivano dallo scavo dei canali e interventi per attenuare l'impatto idrodinamico della navigazione lungo il canale Malamocco-Marghera. Ma è estremamente probabile che a far parlare in città sarà il bando per lo scavo del canale Vittorio Emanuele III, che tra pochi anni riporterà le navi da crociera alla Marittima. Presidente, lei si aspetta delle polemiche per questo annuncio del Vittorio Emanuele? Sa che c'è una parte della città che dirà ecco, le grandi navi erano uscite dalla porta, adesso rientrano dalla finestra, quel canale non bisogna scavarlo perché si compromette l'equilibrio della laguna. Assolutamente no, credo che non ci sarà alcun tipo di polemica. No, io vorrei che ci fosse il confronto, sento sempre diciamo con interesse osservazioni delle varie associazioni dicendo che non vengono ricevute dal Presidente. Questo non corrisponde al vero. Chi vuole confrontarsi però su basi scientifiche. Ricordando come nell'epoca di maggiore espansione i croceristi rappresentassero solo il 2,5% dei turisti a Venezia, Di Blasio rivendica il ruolo del porto come primo artefice della transizione green in laguna, compresa la tutela del bacino di San Marco e del canale della Giudecca, dichiarati monumento nazionale. Certo è che l'annuncio dello scavo del Vittorio Emanuele III arriva a pochi giorni dall'ennesimo scampato pericolo di Venezia nella lista nera UNESCO, nel quale aveva giocato un ruolo proprio l'allontanamento delle navi. Noi sono navi comunque più piccole, sono navi che entrano con tutta una serie di regole sulla velocità, sulla manovra e quindi rimane il progetto previsto dalla norma di spostare un settore economico che dà lavoro a un sacco di gente. Le proteste non lo so, non le governo, ma sicuramente noi siamo aperti al confronto. Sciopero dei trasporti con a Venezia adesione al 70%, a cui ha aderito il personale di Vaporetti e Ferribote, alla guida di bus e tram in terraferma. La mobilitazione indetta dai sindacati trasporti prevista per 24 ore. SGB chiede un aumento di stipendio di 300 euro, la riduzione dell'orario di lavoro, il blocco delle privatizzazioni, la protesta anche per una serie di criticità, tra cui l'assenza dei servizi igienici sui ferribotte, la smagnetizzazione delle obliteratrici e così pure per i dispositivi dei controlli, specie sui tram. A Venezia parte la mobilitazione dei residenti contro la chiusura di Campo Santa Maria Formosa Castello. Sabato una manifestazione con appello al Comune. 2 anni senza attività e la licenza dell'edicola di Santa Maria Formosa è scaduta. Una vicenda complessa per cui Licia Dalbon si trova oggi non solo senza l'introito della vendita, ma anche con a carico i costi di abbattimento.
Attorno a lei e all'edicola però sta crescendo un movimento di residenti che sabato mattina manifesterà per chiedere al comune un epilogo diverso della vicenda. Mi piacerebbe tantissimo, come avevo chiesto fin dall'inizio, che ci fosse un erede, anche due, perché qua ci sta benissimo una coppia di persone. Si può venire tranquillamente alle 7 di mattina e servire la popolazione e stare qui a godersi quel poco di Venezia ancora di buono che c'è. Ci sono attività che finiscono con ricoprire un ruolo più ampio di quello per cui erano nate. Per anni, ad esempio, Licia Dalbon non ha semplicemente gestito un'edicola a Santa Maria Formosa, ma un punto di riferimento per la comunità. Penso che era un posto veramente era e potrebbe essere di nuovo un posto di aggregazione, di comunità. Abbiamo fatto su firme per tantissime cose qui. Diciamo che c'è ancora la vecchia Venezia qui. Attorno a questa edicola oggi ci sono 4 alberghi, ci sono bed and breakfast e affittanze turistiche, ma c'è anche una comunità viva e la sua storia. La chiesa che si iniziò a costruire nell'anno della scoperta dell'America, la casa di Leone Graziani, triunviro con Daniele Manin durante la rivoluzione anti-austriaca del 1848, e quella di Sebastiano Venier, futuro doge e tra i protagonisti della vittoria di Lepanto del 1571. Se questa edicola invece diventasse qualcosa, sopravvivesse, ma vendendo altro? Allora, una casba no, assolutamente, perché anch'io quando io avevo l'edicola sono sempre stata un'edicola pura, semplice, quotidiani, libri, riviste, tutto ciò che può essere attorno all'editoria, ma altre cose no, servizi magari sì alla popolazione, anche biglietti alle Laguna, biglietti a CTV, ma niente di estremo. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Siamo tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In 150 della comunità moldavo-ortodossa anche ieri domenica si sono dati appuntamento davanti ai cancelli per loro chiusi della chiesetta ex Umberto I a Mestre dietro Piazza Ferretto per recitare dalle 10 del mattino la preghiera con la messa settimanale. Tanti cartelli colorati di protesta riportanti la scritta "Vogliamo la nostra chiesa", il nostro parroco padre Anatoli. Vogliamo celebrare matrimoni e battesimi, ma ora non hanno più una casa e sperano dunque che qualcuno li aiuti. La protesta pacifica con la messa in strada continua anche domenica prossima. La provetta per i test di prevenzione dei tumori, la ricerca del sangue occulto arriverà per posta in alcuni comuni del Veneto orientale, al via un progetto pilota dell'ULSS 4. La novità fondamentale di questo screening è che la provetta per il campione arriverà direttamente a casa, quindi questo è un'evoluzione rispetto alla modalità sempre utilizzata recentemente, che è quella in cui la provetta doveva essere ritirata nelle farmacie che aderivano al progetto. L'ULSS 4 Veneto Orientale è stata scelta da Azienda Zero per un progetto pilota che intende ampliare le adesioni al programma di screening per la prevenzione dei tumori del colon e del retto mediante il test del sangue occulto nelle feci. Nel 2021, per esempio, facendo nel programma dello screening colon retto, hanno aderito il 56% delle persone, hanno quindi eseguito il test di circa 17.000 persone e abbiamo potuto così scoprire 137 adenomi, cioè forme precancerose, e 13 tumori già in essere. Il progetto sperimentale avviato all'ULSS 4 prevede il test da casa nei comuni di Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle, San Michele al Tagliamento e San Stino di Livenza. Arriverà questa busta che vedete un po' particolare, che conterrà l'invito consueto e conterrà anche questa bustina verde all'interno della quale si trova la provetta. In caso di test positivo si verrà contattati per effettuare un'indagine approfondita tramite endoscopia o colonscopia. Noi stiamo adottando un pratico ed efficace protocollo di sedoanalgesia, che vuol dire sedazione più analgesico, che dà il massimo del comfort con il minimo degli effetti collaterali. Quindi tutti possono sottoporsi alla colonscopia di screening in particolare, in sicurezza e in comfort.
ULSS 3 e Regione distribuiscono nelle scuole un diario ricco di contenuti per aiutare i bambini nel loro percorso di crescita. Dalla salute alle buone abitudini quotidiane sono gli ingredienti del diario per l'anno scolastico 23-24 realizzato da ULSS 3 Serenissima col contributo del Comune di Venezia e altri attori. Stamane la consegna ai piccoli alunni dell'Istituto Tintoretto di Mestre. È un veicolo importante per dare informazioni corrette alla popolazione che poi dovrà gestire il futuro dei nostri territori. Il diario sarà distribuito gratuitamente agli studenti delle scuole primarie del territorio che ne faranno richiesta, e sono già molti. Oltre ai tradizionali spazi dedicati ai programmi scolastici, gli orari, i compiti, gli allievi troveranno consigli su utili e corretti stili di vita, riflessioni sulla tutela dell'ambiente e veri e propri itinerari attraverso un territorio ricco di verde, mare, montagne e tesori d'arte. I bambini a quest'età possono imparare qual è la migliore forma di alimentazione. I bambini a quest'età devono capire che sono circondati in un territorio pieno di servizi e loro sono parte attiva. Ho pensato anche al tema che è sempre un tema caldo, il bullismo all'interno della scuola, e abbiamo dato alcuni suggerimenti per chiedere aiuto soprattutto. Non sono purtroppo mancate alcune polemiche. C'è chi ha avuto da ridire sul fatto che nel diario non venga rappresentata la multiculturalità, perché i personaggi sarebbero per la maggior parte di pelle bianca. Di contro, l'assessore Besio replica. Penso che testo più inclusivo di questo non ci possa essere, ed è il motivo per cui come Comune Città Metropolitana abbiamo da subito appoggiato l'idea di un testo gratuito, il che vuol dire anche andare incontro a quelle famiglie magari fragili economicamente che non hanno la possibilità, con il surplus adesso di spese, anche di affrontare la spesa del diario. Non solo gratuito, un testo uguale per tutti, che vuol dire anche abbattere da subito, fin dall'inizio dell'anno scolastico, quelle differenze che possono crearsi tra chi ha la cartella più bella e il vestito più marcato, ma soprattutto un testo ricco di contenuti. Guardiamo alla bontà del contenuto, questo è quello importante. A Vigonovo un momento di ritrovo fra tutte le associazioni di volontariato operanti nel comune. Una prima rimpatriata tra tutti i circa 400 volontari che operano nel comune di Vigonovo, all'interno di una trentina di associazioni del settore educativo, del tempo libero, dell'intrattenimento, dello sport e dei servizi alla persona. L'azione si è tenuta presso lo stand gastronomico parrocchiale nell'ambito del sagrone in svolgimento in questi giorni, come riconoscimento per la preziosa opera di servizio prestata alla comunità. Per noi è stata un'occasione nuova, sicuramente da ripetere, straordinaria, e che ci ricorda quanto fortunati siamo poter contare proprio sul mondo del volontariato, i volontari, che sia nel settore culturale, sportivo, in tutti i settori, anche del commercio qui da noi a Vigonovo, danno il loro contributo e ci aiutano a rendere Vigonovo più accogliente, più vivace e più viva. Parte delle offerte raccolte saranno devolute al restauro del tetto della chiesa parrocchiale. I volontari sono il cuore pulsante della comunità cristiana. Senza il volontariato noi non potremo esistere semplicemente. Sono la cosa più importante che abbiamo e il modo più autentico di vivere il Vangelo. Un momento di silenzio è stato dedicato a Tarquinio Galenda, di 69 anni, il volontario molto conosciuto a Vigonovo e mancato dopo malattia. Si è conclusa nei giorni scorsi la Molinara, passeggiata alla scoperta dei luoghi di casa e a tutela dell'ambiente. E dopo il suono della fisarmonica il canto delle rondini mentre si abbeverano lungo il fiume. E poi la passeggiata di 4 km in mezzo al verde, con partenza dal Bosco di Zelo a Zelarino e arrivo al Molino Cabianca di Olmo Trivignano, alla scoperta di terre inesplorate per quanto vicine a casa, lungo le ville venete, tra canti, cori e concerti. La Molinara, manifestazione organizzata già da vari anni dalla Proloco di Martellago, che quest'anno si è ampliata e arricchita in collaborazione con alcune associazioni mestrine, partendo dal Bosco di Zelo per dare il segno di quanto sia importante e necessario far nascere al più presto il parco fluviale del Marzenego, previsto con la variante 52 al piano degli interventi di marzo 2020. È stata una bellissima esperienza.
Io vivo molto vicino qua e non ho mai visto questi posti, quindi è stata un'occasione per conoscere il mio territorio e anche avere la possibilità di ascoltare cori e anche musicisti, è stato veramente bellissimo. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo, previsioni per martedì 19 settembre. Sul Veneto tempo variabile fino al mattino, a tratti instabile specie sui rilievi, con annuvolamenti irregolari che si alterneranno a schiarite. Calo della nuvolosità e tempo più stabile nel pomeriggio in pianura. Possibili precipitazioni nelle prime ore della giornata sui settori montani e centro-settentrionali della pianura, dove sarà probabile qualche rovescio o locale temporale. Temperature in lieve diminuzione, minime comprese tra i 19 e i 21 gradi, massime dai 24 ai 29 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia si prevede una giornata caratterizzata dall'instabilità. Al mattino su tutte le zone saranno probabili piogge anche abbondanti e temporalesche. Localmente i temporali potranno essere anche forti con piogge intense, specie sulle zone interne della pianura e sulla zona montana. Miglioramenti attesi a partire dalla seconda parte della giornata. Temperature minime comprese tra i 19 e i 22 gradi, massime tra i 25 e i 27 gradi. Sul Trentino Alto Adige si attendono fenomeni residui al primo mattino, poi giornata variabile con possibilità di alcuni isolati rovesci nuovamente nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra i 18 e i 19 gradi, massime oscillanti tra i 27 e i 29 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.